Il giugno che è appena terminato è stato il giugno più caldo a livello di temperature medie degli ultimi 30 anni, quindi addirittura più caldo del famoso o famigerato giugno del 2003. Anche a fronte di questo dato, il presidente Zaia ha deciso di emanare un decreto per tutelare la salute dei lavoratori esposti a temperature elevate, in particolare quelli che operano all'aperto. Il provvedimento, che recepisce le linee di indirizzo approvate in sede di conferenza delle regioni, raccomanda ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività nelle ore più calde e suggerisce ulteriori misure, dalle rotazioni del personale all'adeguata idratazione e sorveglianza sanitaria, oltre ad un abbigliamento e dispositivi di protezione idonei. Nel frattempo si è tenuta a Venezia una prima convocazione del Comitato regionale di coordinamento con la partecipazione dei sindacati e delle sigle datoriali, ma i sindacati annunciano un altro appuntamento. Molte regioni sono già intervenute, mentre il Veneto solo in queste ore sta decidendo di intervenire su un'emergenza così grave. Dobbiamo salvaguardare la salute nei posti di lavoro, nei picchi di calore, chi è esposto va tutelato e va salvaguardato, ma serve anche qualificare attività molto particolari nel nostro territorio, come quello del porto, Fincantieri, grosse opere di edilizia, grossi cantieri. C'è bisogno che tutte le parti facciano davvero uno sforzo per fare in modo che in un momento come questo chi è esposto ad ondate di calore, chi lavora all'esterno, sia davvero tutelato, perché altrimenti rischiamo di compromettere la vita delle persone. Per questo venerdì saremo in prefettura su nostra richiesta un tavolo tra tutte le parti per fare in modo che parti datoriali, parti sindacali, istituzioni, INAIL, tutti i soggetti preposti condividano come agire insieme in un'emergenza che deve appunto mettere al centro la tutela della salute. Intanto, nel fine settimana il caldo dovrebbe attenuarsi. Dopo sabato, quindi soprattutto domenica direi, arriverà una perturbazione da nord-ovest, adesso è ancora molto lontana, però arriverà questa perturbazione che porterà un significativo ricambio d'aria, però considerando l'aria che arriva e l'aria preesistente ci sarà un forte scontro di masse d'aria molto diverse, quindi dobbiamo aspettarci fenomeni molto intensi, quindi temporali particolarmente intensi sia in montagna sia in pianura. Dopo questi temporali, che proseguiranno per alcuni giorni, la settimana prossima diciamo che probabilmente non sarà all'insegna dell'anticiclone subtropicale africano, e già questa è una notizia, le temperature saranno prossime alle medie tipiche di luglio, quindi non è che sarà fresco, però sicuramente rispetto a questi giorni sentiremo un giovamento di sicuro.